Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, una buona giornata in compagnia delle novità delle stelle di Radio.0. E allora iniziamo subito con i nostri 12 segni. E voi siete pronti? Ariete, con la luna in sestile a Saturno avrete tante chance di incontro che all'inizio sembreranno superficiali, ma poi si riveleranno solide e di spessore soprattutto. Usate la strategia dell'attesa questa volta, aspettate l'occasione per esprimere e fare le cose giuste al momento giusto. Toro, non siate troppo spigolosi con la dolce metà, a tutti alla fine può capitare di sbagliare, anche a voi. La vostra sensibilità potrà anzi offrire all'altro un'opportunità di riflessione. Avrete la possibilità poi, grazie a un familiare, di introdurvi in ambienti nuovi e occuparvi di realtà innovative. Siete pronti? Gemelli, fate una bella sorpresa al partner, un regalo speciale magari. Sappiamo che volete farvi perdonare negli ultimi tempi, a causa degli impegni infatti avete un po' trascurato la dolce metà, forse un po' troppo. Vivrete il presente accollandovi oneri e assumendovi responsabilità, come è giusto che siano piacevoli oppure no. Cancro, attenzione perché la giornata sarà un po' inquieta a causa della luna dispettosa in Ariete, che si divertirà oggi a crearvi qualche intoppo che però supererete rapidamente grazie al vostro spirito. Meglio non competere invece con chi già in partenza sapete che ha maggiori esperienze e capacità delle vostre, questa volta lasciatevi superare. Leone, le stelle continuano a brillare per voi, soprattutto per i vostri affari di cuore. Sarete ben disposti verso gli altri e instaurerete amicizie a dir poco stimolanti. Con l'ausilio di Venere, Marte e Giove in più riconsidererete con occhi diversi alcuni fatti della vostra vita. Vergine, se la vostra professione non vi soddisfa appieno, state allerta perché potrebbero presentarsi delle occasioni finora impensabili, ma subito, siate però cauti nelle decisioni alla fine. Con l'intervento del benefico Urano poi si risolverà una delicata questione economica che cercavate di portare al traguardo da tempo. Bilancia, non vi preoccupate se provate un forte senso di inquietudine in questo giovedì. Sono Venere, Marte e Giove ostili che vi creano ansia e agitazione, ma presto tranquilli, tutto passerà. Marte opposto vi metterà poi l'argento vivo addosso, vi aspetta quindi una giornata dinamica ma anche molto molto stancante. Scorpione, Nettuno che illumina il vostro cielo vi sta regalando un'intuizione potente ed estremamente proficua, approfittatene per espandere soprattutto i nuovi contatti. Circostanze favorevoli in più dall'altra parte vi porteranno a incrementare la già notevole fiducia che nutrite in voi stessi, ma ne avrete poi bisogno. Sagittario, osate, questa è la parola d'ordine oggi. Venere, Marte e Giove vi guideranno. Potrete così mettere a frutto la fantasia in attività anche un po' inusuali e ne trarrete vantaggi e piacere. Dopo aver preparato la riscossa, poi è giunta l'ora di agire con grinta e coraggio, dunque datevi da fare. Capricorno, occhio all'incostanza. Con Marte e Giove inquadrato è possibile che risultiate un po' poco lineari. Un minuto vorrete fare una cosa, il minuto dopo esattamente il contrario. Marte è nemico dal segno dell'Ariete in giornata. Fate attenzione quindi a come maneggiate ferri da stiro, coltelli e non solo. Acquario, grazie alla luna in sestile a Saturno vi capiterà di sbloccare situazioni in sospeso da tempo, puntando su un netto recupero della vostra determinazione. Anche se non state realizzando poi le vostre alte aspirazioni, avrete lo stesso delle belle soddisfazioni. Prendete e mettete in tasca. Pesci, amici, chiudiamo con voi. Plutone continua a sorridervi in questi giorni. Vivrete così cambiamenti creativi e significativi nei vostri ambienti usuali, in famiglia, quindi nel giro delle amicizie e al lavoro. Riceverete poi sinceri e gratificanti apprezzamenti da una persona che avete appena conosciuto. Voi ringraziate e continuate su questa strada perché state andando alla grande. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle per questo giovedì. Noi ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0